Amici dell'atletica leggera, ben collegati con lo stadio Picchi di Jesolo. La settimana scorsa avevamo parlato dei campionati italiani allievi, aprendo con Stefano Baldini. Oggi dei cadetti con Gabriella Dorio, storia dell'atletica leggera italiana, in particolare del mezzofondo. Si continua a gareggiare qui a Jesolo, una categoria particolare, quella dei cadetti. Beh, è una categoria particolare perché sono ragazzi molto giovani e stanno iniziando a entrare nel mondo dell'atletica. L'atletica leggera è uno sport bellissimo, appassionante, e il bello dell'atletica è che tutti possono vincere, anche quelli che non arrivano primi, perché l'atletica ha un metro e un cronometro e quindi quando uno si migliora ha già vinto la sua gara. Questa è, diciamo, il trampolino di lancio per un'atletica ad alto livello. Qui si impara a fare sul serio e questo è uno scontro nazionale dove i ragazzi si confrontano e comunque con la squadra regionale oltre che individuale, quindi molto importante perché fanno anche gioco di squadra oltre che risultato personale. Rappresentative regionali presenti, lo vedremo poi nei servizi. Questa è l'atletica leggera, qui nessuno fa panchina, in particolare in questa categoria la componente emozionale è molto importante. Beh, guai se non c'è emozione, l'emozione c'è anche alle Olimpiadi, quindi se manca l'emozione non esiste competizione, quindi i ragazzi devono imparare che l'emozione fa parte del gioco, che l'emozione è la cosa che poi ti fa anche andare forte, quindi ben venga l'emozione e fra virgolette la paura, che è quella che poi è la carica che poi ti fa andare forte. Gabriella Dorio è arrivata ad altissimi livelli, però è partita da queste competizioni, da competizioni similari. Sì, sono partita più o meno a questa età, io ho cominciato a 14 anni, 13 e mezzo, non c'era la categoria cadetti, quindi si passava dalla categoria ragazzi alla categoria allievi, ma non cambia niente, insomma, l'età era questa. E mi ricordo che quando ho iniziato sono entrata subito nel mondo, diciamo, nazionale ed è stato un trampolino di lancio fantastico, quindi auguro a questi ragazzi di vivere un'esperienza esaltante ed emozionante come l'ho vissuta io. Grazie a Gabriella Dorio, andiamo subito in pista e partiamo forte con i migliori risultati tecnici di questo campionato italiano cadetti. Emozioni a non finire per i 14enni e 15enni in gara, molti al primo grande appuntamento della loro appena iniziata carriera sportiva. Lacrime per alcuni, salti di gioia per altri, increduli di fronte a risultati inaspettati. Partiamo dai migliori risultati tecnici. Fra le cadette lo conquista la già vellottista Francesca Bolpagni, 1,55 m di altezza ma una spalla che ha lanciato a 47,38, suo nuovo personale. Sono felicissima, non pensavo di fare almeno 2 metri in più del mio personale e è bellissimo. Ai primi 3 tiri non tanto bene perché mi faceva un po' male la caviglia, però gli ultimi di finale è bene. Fra i cadetti il miglior risultato tecnico è stato quello di Max Mandusic, convertitosi da poco al salto con l'asta dopo aver praticato break dance. È salito a 4,40 tentando anche l'attacco alla miglior prestazione italiana a 4,60. Dopo una stagione andata davvero bene, non mi aspettavo di fare altrettanto bene anche qui, quindi sono molto soddisfatto. Assieme ai migliori risultati tecnici, premio speciale per Michele Brini, campione italiano di pentathlon, già primatista nazionale. Per lui a Jesolo nelle multiple 3.920 punti. Abbiamo finito con un 1000, sono distrutto, però sono contento perché ha vinto. Mi piacerebbe fare anche i 400 ostacoli, però il decathlon ha il suo fascino, quindi io continuerei a fare decathlon aggiungendo anche i 400 ostacoli o salto triplo, qualche gara in più. Oltre a Bolpagni, Mandusic e Brini, in altre specialità si sono distinti alcuni atleti vicinissimi ai record italiani di categoria, come ad esempio negli ostacoli. Fra le cadette, negli 80, l'altoatesina Realdon chiude ad 8 centesimi dalla miglior prestazione nazionale e sigla il secondo tempo di sempre. Ho iniziato a metà della terza elementare, anche perché mia madre faceva atletica, allora mi ha fatto conoscere questo sport e è stato molto bello, infatti ho continuato
Prima ero molto agitata, adesso mi sento libera. Stessa gara fra i cadetti però, parliamo allora dei 100 ad ostacoli. C'è il lombardo Bigoni, lui il record italiano lo sfiora di soli 2 centesimi, chiude in 13,17. Tanta felicità perché non me l'aspettavo, avevo l'accredito un po' più alto del primo, però sapevo che comunque potevo vincere e non me l'aspettavo sinceramente, però è una bella soddisfazione, magari l'anno prossimo riuscirò a fare qualcosa in più. Sempre rimanendo in tema di corse, mezzo fondo però i 2000 sono stati la gara di Francesca Tommasi. Vince come da pronostico, si migliora di 2 secondi come da obiettivo e lancia la sfida all'amica ed avversaria Nicole Reina, che ritroverà nella categoria allieve. Finalmente sono riuscita ad abbassare quei 6,16 che avevo, anche se l'ho abbassato di solo 2 secondi, però era un mio muro che avevo come obiettivo, quindi il mio obiettivo era quello di fare personale e finalmente avevo quel 6,18 che ormai era da un bel po' che lo facevo, allora per fortuna è arrivato il personale. Nei lanci c'è da sottolineare la prestazione di Sydney Giampietro, parliamo di getto del peso. Madre nigeriana e padre foggiano, la milanese già primatista ragazze vince con 14,93. Ma è del 99, ha lanciato più della fresca campionessa italiana allieve e nella prossima stagione tenterà di raggiungere il record italiano cadette detenuto da Chiara Rosa. 2 anni fa ho iniziato col peso, con 2 kg, ho fatto il record italiano ragazze e ora spero anche quello cadette di Chiara Rosa da battere. Questi alcuni dei migliori risultati, ottenuti anche grazie alle condizioni climatiche in miglioramento dopo l'acquazzone di sabato mattina che ha reso necessaria la sospensione di alcune batterie e la riprogrammazione dell'asta femminile al giorno successivo. I risultati tecnici di rilievo non sono mancati qui a Jesolo e non è mancata nemmeno la pioggia, un nubifragio ha aperto le gare il sabato mattina, insomma il comparto organizzativo è stato messo duramente alla prova. Al mio fianco Vito Vittorio, che è il responsabile organizzativo appunto di questi campionati cadetti e lo era anche dei campionati allievi la scorsa settimana. Dobbiamo dire che qui a Jesolo, per quanto riguarda l'organizzazione, vi manca soltanto la possibilità di testarvi con la neve. Le abbiamo provate tutte. Sarebbe una bella impresa organizzare una gara di atletica leggera in pista con la neve. L'organizzazione è, appoggiato anche non solo sulla disponibilità dei volontari e di quanti a vario titolo hanno e stanno collaborando all'organizzazione dell'evento, ma anche tenendo conto di una struttura efficiente che sta dimostrata dal fatto che alcuni risultati tecnici di rilievo si stanno ottenendo anche in condizioni atmosferiche avverse. Non manca nulla qui a Jesolo per dare la possibilità a questi cadetti che giungono da tutta Italia di gareggiare. L'organizzazione però non ha pensato soltanto ad atletica leggera in pista, sono stati organizzati alcuni eventi collaterali che hanno arricchito questa manifestazione. Beh, certo, un fiore all'occhiello di questa manifestazione da sempre è la cerimonia di apertura che si è tenuta ieri sera alla Palarex, una cerimonia festosa, allegra, che è il segno del benvenuto della città a tutte le rappresentative delle 21 regioni italiane e credo che sia stata, percepita in modo gioioso, allegro, così come è giusto che sia. Non anticipiamo troppo però, grazie a Vito Vittorio. Andiamo a vedere allora nel prossimo servizio proprio la cerimonia di apertura del venerdì sera. Apertura della Kinder più Sport Cup in grande stile per il comune di Jesolo. All'interno del Pala Arrex, impianto con più di 4.000 posti a sedere, i cadetti e le cadette hanno assistito alla cerimonia inaugurale in cui ogni rappresentativa è salita sul palco con il vessillo regionale. È stato un momento solenne, con l'inno nazionale suonato dalla fanfara dei bersaglieri, il benvenuto da parte del sindaco Zoggia ed il saluto del presidente nazionale Giomi. Jesolo è una città turistica, è una città che è abituata a fare una bella figura. Bella figura significava iniziare questi campionati cadetti nazionali con una bella scenografia. Avremo il 27 di ottobre la finale di Miss Italia, perché no,
riuscire con una scenografia del genere anche ad iniziare i campionati nazionali cadetti. Passerella anche per le autorità del mondo politico e sportivo, presenti in massa in uno dei comuni più attivi nel panorama turistico nazionale. Le rappresentative hanno trovato sistemazione al villaggio Marzotto, dove è stata ricreata l'atmosfera del villaggio olimpico. Questo è il primo grande appuntamento, insomma, per loro questa è una piccola Olimpiade e noi speriamo che da qui escano degli atleti che andranno alle vere Olimpiadi nei tempi dediti e dovuti. Ma il momento più importante dell'intera serata è coinciso con l'accensione del tripode, non tanto per l'ufficialità quanto per la presenza di Alessia Trost, la saltatrice azzurra appena ventenne che proprio dai campionati cadetti ha iniziato la propria ascesa. Ho imparato a divertirmi in gara, è una sensazione che porto dietro ancora oggi e che nei momenti di difficoltà torna e riaffiora, per cui i campionati italiani cadetti sono una bellissima manifestazione in cui in uno sport individuale è l'occasione di fare squadra. Un'autentica ovazione ha accompagnato Alessia Trost, che sintetizza così la sua ancora breve ma già prolifica avventura sportiva. Secondo me c'è una componente di divertimento che è lo sport e che poi fa parte dello sport professionistico ma in modo diverso. È quella fiammella che si accende e che ti fa dire sì, voglio continuare a fare sport anche quando sono grande. E dopo la cerimonia di apertura eccoci con il presidente nazionale della FIDAL Alfio Giomi. Abbiamo visto ieri sera Alessia Trost, è veramente un atleta brillante che ha una proprietà di linguaggio, una facilità di esprimere concetti che ben rappresenta gli atleti dell'atletica leggera. Dal mio punto di vista Alessia Trost sarà il personaggio dello sport italiano nei prossimi 10 anni, proprio per le caratteristiche a questa atleta. È giovane, nello stesso tempo è matura, è fortissima, nello stesso tempo sta con i piedi per terra, ha un rapporto culturale importante con il mondo, con il suo mondo. Quindi io ho già indicato da tempo in Alessia quello che per me può essere veramente chi al meglio può rappresentare lo sport italiano per i prossimi 10 anni. Ecco, non è un esempio isolato, nel senso che lei rappresenta l'atleta appunto dell'atletica leggera, c'è un livello culturale elevato, insomma l'atletica leggera è uno sport che presenta degli atleti particolari. Sì, io con un po' di, non lo so, di orgoglio e nello stesso tempo forse di presunzione, ma noi siamo convinti che l'atletica rappresenti veramente il meglio dello sport italiano. Basta parlare con i nostri ragazzi per capire che c'è cultura, competenza, capacità di stare nella società, cioè si sentono all'interno di un sistema che promuove valori positivi. E li vedremo, grazie Presidente Alfio Giomi, nelle gare del sabato. Sono ancora cadetti, sono molto giovani, poco più che ragazzini, ma ben si sanno esprimere e ottimi risultati riescono ad ottenere in campo, in pista. Allora andiamo a vedere le altre gare del sabato. Alle 9 del sabato mattina, sotto l'incessante pioggia di Jesolo, inizia l'attacco delle rappresentative regionali alla Kinder più Sport Cup. Il primo titolo italiano è quello di Giacomo Biserna, giavellottista da solo un anno, che lancia a 57,79. Sono venuto a ottobre dell'anno scorso, ottobre 2012, ho iniziato il mio cammino verso l'atletica leggera e subito verso gennaio sono arrivati i primi risultati con il minimo fatto subito con 50 metri. Via via le condizioni meteorologiche migliorano e nel lungo è Adriana Pizzuti a saltare più in là di tutte. Allenata dall'ex campione del mondo indoor del triplo Paolo Camossi, la goriziana segna il personal best a 5,59. Secondo salto, ho saltato 5,59 m e non me l'aspettavo, pensavo fosse sui 5,30, 5,20. Poi quando hanno misurato non ci credevo e sono felicissima. Non sono riuscita a migliorare negli altri salti perché ho fatto nullo, però non me l'aspettavo. Fra i cadetti, Emanuele Pomponi di Aprilia salta a 6,51. Ho saltato 6,51 metri, pensavo di battere il mio personale di 6,69, ma purtroppo ho fatto 2 nulli da un piede e non sono riuscito a
quella che è stata competitiva, tra me e il secondo, molto bel gara. Venendo al martello fra i cadetti con 57 e 85 il campione è il lombardo Marco Leone, che ricorda così l'esperienza di Jesolo in rappresentativa regionale. È stato molto bello venire qui a Jesolo anche l'anno scorso, sempre un'emozione indimenticabile, anche gli amici, al di là della gara, della prestazione, è sempre molto bello ritrovarsi tutti insieme, anche con le altre regioni per conoscere gli atleti. Fra le cadette il titolo finisce in Abruzzo. Alessia Beneduce, che si allena a Pescara, vince con 52,63. Sinceramente mi aspettavo di fare il personale, però non ci sono riuscita, va bene lo stesso. Sono diventata campionessa italiana soltanto per l'ultimo lancio ed è stata un'emozione grandissima. Veniamo alle gare di marcia con i 3000 metri cadette. Vince Antea Mirabello, ma si scoprirà poi squalificata. La campionessa italiana è allora la seconda al traguardo, Angelica, la sorella gemella. Il titolo rimane perciò in famiglia Mirabello. Ho cercato di rimanere sempre tra le prime tre, e la gara è andata più o meno avanti sempre così, poi sugli ultimi 100 metri ho superato Vanessa Tomei e sono arrivata seconda, poi l'hanno squalificata 14,55 personale. Fra i cadetti è ancora Lombardia. Il nuovo campione italiano è Pietro Zabbeni. Squalificato nella scorsa edizione degli italiani, quest'anno si prende la rivincita. Oggi gara tattica, quindi il tempo non ho mai guardato, non so neanche che tempo ho fatto, per dire. Quindi sono contento, dai. Dopo la delusione dell'anno scorso ci voleva questo riscatto. Bene. Venendo alla velocità negli 80 piani, Zainab Dosso è una spanna sopra le avversarie e lo si vede chiaramente sulla linea del traguardo, e dire che questa ragazza si allena con continuità da solo un anno. Avevo fatto delle gare con la scuola e la mia insegnante di ginnastica mi ha detto prova atletica, non si sa mai. Allora avevo iniziato subito con il lungo, ma andavo malissimo e poi mi hanno fatto provare velocità, andavo bene, mi è piaciuto, ci ho messo coraggio e secondo me è andata benissimo. Fra i cadetti il milanese Filippo Tortu conferma il personale fatto in batteria, 9,09. Già mio padre e mio fratello fanno e hanno fatto atletica leggera e quindi anch'io ho iniziato a farla quando ero piccolo e adesso continuo. Sono molto felice di aver vinto perché tutto l'anno ad allenarmi e sono felice. Nel salto triplo, dopo 8 anni di ginnastica artistica, Sara Biricotti si converte all'atletica e Jesolo diventa campionessa italiana con 11,71. Fra i cadetti è la Campania ad esultare con Mauro D'Ambra, che con 13,63 sigla anche il nuovo primato regionale. Non mi aspettavo di fare questo salto, però volevo migliorarmi, quello era il mio obiettivo, perché so che qui comunque le posizioni possono variare molto e che molti si migliorano e molti vanno male. Allora volevo fare appunto il record regionale che era 13,50 e avevo soltanto 3 cm in giù, che era 13,47 il mio personale, e ci sono riuscito al terzo salto. Nell'alto 1,65 per Erika Marchetti della Toscana, mentre nel disco, sempre fra le cadette, la sua corregionale Elena Variale vince con 39,44. Sono proprio emozionatissima, poi è la prima volta per me, essendo del 99, sono contentissima. E chiudiamo la giornata di sabato con i 2000 cadetti. A tagliare per primo la linea del traguardo è Samuele Nava, che fa atletica da solo un anno. Dato curioso e molto indicativo, sul podio degli 8 premiati 5 atleti sono lombardi. Ho concluso con 5,43 e devo dire grazie ai miei compagni di squadra della Lombardia. Abbiamo tenuto un ritmo molto elevato durante la gara e grazie ai miei compagni di squadra sono riuscito ad arrivare alla fine vincendo. E dopo le gare del sabato rieccoci con il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia per parlare di questa località dotata di un'impiantistica molto attrezzata e soprattutto di una grande ricettività. Per la prima volta si sono ospitati appunto nella stessa città, quindi a Jesolo, sia i campionati allievi che cadetti. Ieri abbiamo visto i primi risultati sicuramente interessanti e spero che questa mattina, siamo la domenica, avremo altri risultati importanti per Jesolo, ma non è questo l'importante. L'importante era aver ospitato
in 2 weekend successivi, prima gli allievi e in questo weekend i cadetti, e è la prima volta, almeno credo, che una città ospita entrambi i campionati nazionali, e per noi è un grande onore oltre che un grande piacere, perché vedere come in questi ultimi 2 giorni un centinaio di atleti con le loro famiglie, con la gioia e l'entusiasmo che si portano addosso soprattutto per l'attività che svolgono questo sport, è sicuramente una cosa piacevole, oltre che importante per la nostra città, perché andiamo a promuovere Jesolo ancora una volta. Grande cuore, grande apertura da parte della città di Jesolo. Qui si ospitano più di 600 eventi l'anno, ce n'è veramente per tutti i gusti. Sì, diciamo, io per questo voglio ringraziare anche chi mi sostiene nell'amministrazione, perché l'obiettivo che ci siamo proposti è di comunque andare avanti investendo in qualsiasi manifestazione di interesse nazionale, e sicuramente lo sport è importante perché tante sono le manifestazioni che abbiamo fatto, e questa dei campionati di atletica leggera nazionale cadetti e allievi è sicuramente, direi, credo la più importante anche, non paragonerei al successo che abbiamo avuto con Del Piero, perché sono 2 cose completamente diverse. Qua abbiamo dei ragazzi che stanno puntando tutto sul loro futuro, che si impegnano quotidianamente, perché sono ragazzi che anche studiano, quindi sicuramente è apprezzabile il lavoro che fanno le famiglie, ma soprattutto i ragazzi. In estate Alessandro Del Piero, adesso l'atletica leggera, prossimamente ci sarà Miss Italia, insomma a Jesolo veramente ci sono grandissimi eventi. Grazie al sindaco Valerio Zoggia, si parlerà a lungo di questa località per la realizzazione, per la perfetta riuscita di questi campionati. Noi qui ci salutiamo e andiamo a vedere le gare della domenica. Arrivederci. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my... Che la Kinder Più Sport Cup, detenuta dal Veneto, quest'anno proponesse un maggiore equilibrio lo si era visto già dalle gare del sabato. La domenica ha sostanzialmente confermato questo, con la sola Lombardia nettamente più in luce rispetto alle altre regioni. Con il bel sole a Jesolo si è iniziato con i 300 piani, dove fra le cadette è stata Sofia Bonicalza a chiudere prima in 40 secondi e 86. Bellissimo, non avevo capito di essere prima. Adesso non lo so, ancora non ci credo. Ho scoperto i 300 l'anno scorso e adesso mi alleno nei 300. E dopo diventerò allieva e si vedrà. Fra i cadetti Samuele Puca porta il secondo titolo italiano all'Abruzzo. Al fotofinish risulterà più veloce di Aceti di 2 centesimi. Bellissima soddisfazione, poi è stata una volata fino all'ultimo, la sono giocata con Vladimir, è veramente una bella soddisfazione. Poi mi sono sacrificato con gli allenamenti per un anno, una bella soddisfazione. Nei 300 ad ostacoli cadette il tuffo di Joy Spinello le regala l'oro. La padovana si laurea campionessa italiana con 44,60. Sono contentissima, è da un anno che cercavo questa prestazione. Diciamo che la gara insomma non è andata al massimo perché ho sbagliato un po' di cose sui passi, però sono contentissima, siamo tutti insieme, un'esperienza da fare e da rifare. Fra i cadetti si va in Puglia con Antonio Cellamare da San Ferdinando. Ecco il suo arrivo in 39 secondi tondi. Era un'ambizione che avevo da tempo. Già l'anno scorso ci ho provato, però per colpa di un infortunio non ce l'ho fatta. Una bellissima esperienza, perché stare con gli amici e fare delle gare del genere è molto bello. Nel peso, nella stessa pedana dove Bianchetti una settimana prima siglò il nuovo record italiano allievi, un altro atleta della Cariri fa vedere cose pregevoli. 17,64 per il 14enne Proietti, che è anche un ottimo lanciatore di martello e giavellotto. Oggi ho fatto il mio personale, 17,64, prima avevo un 16,41, in 16,41 ho fatto anche il primato sociale, che apparteneva a Sebastiano Bianchetti, che era 17,11. Ma veniamo al pentathlon. Dopo aver visto nel servizio d'apertura il primatista italiano Brini, ecco fra le cadette Alice Lunardon. La veneta sigla il personale in 3 specialità e lo eguaglia nell'alto. È prima con 4.262 punti e ama le multiple, ecco perché. Se una gara non va proprio come pensavi c'è la possibilità di recuperare sulle altre, e comunque è molto bella come specialità perché si fa gruppo con le altre atlete, perché comunque la gara è molto lunga, quindi ci si sostiene a vicenda. Nei 1000 si fa vedere la grande attesa Marta Zenoni.
Grandi doti fisiche ed un futuro che potrebbe regalarle belle soddisfazioni in scia alla sorella Federica. Già mia mamma faceva atletica, perciò vabbè, io e mia sorella, adesso arriva anche mio fratello a allenarsi con noi. Puntavo al titolo italiano, anche per la mia squadra, per la Lombardia. E vabbè, la gara, la partenza è un po' incasinata, però è andata. Fra i cadetti ancora Lombardia con Leonardo Cuzzolin. Assolo vincente il suo a 2:35:38. Il mio obiettivo era questo, stavo cercando dall'inizio e lo volevo da quando ho iniziato quest'anno e ce l'ho fatta. Ho migliorato il mio tempo di 1 secondo e mezzo, 2 secondi. A posto. È stata dura gli ultimi 100 metri, però ce l'ho fatta. Nel disco riecco la Toscana dopo il titolo cadette. 2 suoi atleti ai primi 2 posti, con il cadetto Bertolli che lancia a 45:07. C'è ancora una gara e spero almeno nel record toscano, che è lì da 45 anni, e già in più gare l'avevo fatto per nulla. Nell'asta femminile rimandata alla domenica per maltempo, Gaia Guadagnini del Piemonte è campionessa italiana saltando a 3,50, suo primato personale. Nella 4% cadetti la spunta al Friuli Venezia Giulia in 43,28, mentre fra le cadette la staffetta più veloce è quella della Lombardia con 48,31. Ultima gara l'alto maschile. Il piemontese Sottile la spunta ad 1,90 su Motta, a pari merito ma con qualche errore in più nelle misure precedenti. È stata una gara importante, mi è piaciuto molto vincere, soprattutto perché ho fatto il primato personale. Volevo provare a fare sti 2 metri, ma l'ultimo ho buttato in gioco polpacci e purtroppo, comunque sono contento. Manco a dirlo, il risultato finale premia la Lombardia. Lo si sapeva fin dall'inizio che sarebbe stata la più forte. Una vittoria netta, più del solito, costruita da una rappresentativa composta da 116 partecipanti. Questi erano infatti i cadetti e cadette con il minimo per gli italiani. Nessuno ha sbagliato, molte personali, quindi bene, abbiamo fatto un bel gruppo. E siamo chiaramente molto contenti. Il nostro problema sarà quello di portare in maturazione e che non si fermino fra 6 mesi come troppo spesso succede. Il Veneto cede così lo scettro di campione, terminando comunque secondo nella classifica combinata, terza la Toscana. La soddisfazione è vedere già tanti ragazzi impostati bene dal punto di vista tecnico, tanti che si sono cimentati anche in gare che non sono propriamente le loro per motivi di squadra e quindi anche del fatto che essendo in uno sport individuale c'è comunque un contesto anche di team. E mi piacerebbe che questa manifestazione continuasse così, con questo criterio, con questo regolamento, perché è davvero fatta molto bene. Non possiamo che ringraziare la città di Jesolo, gli organizzatori, i vari comitati provinciali e regionali, perché comunque Jesolo abbiamo trovato un'accoglienza, diciamo, notevole da questo punto di vista. Non ho sentito lamentele da nessuno e quindi questo è importante. È bello, è la prima volta che vengo a Jesolo e ieri c'era il sole, era bellissimo. Oggi un po' brutto, però è organizzata bene, quindi molto molto bene.